Allora, ci eravamo sentiti via mail, via Instagram, poi era uscito l'articolo su Hotcorn e Lorenzo Tomio finalmente si è materializzato. Come stai, Lorenzo? Eccoci. Bene, bene, dai, bene, tutto Allora, tu bene. sei alla Festa del Cinema di Roma perché hai musicato Moore, il documentario di Kasia Smutniak. Esatto, Che esperienza è esatto. stata? Allora, per me è molto Tra l'altro bello. opera prima di Opera prima di Kasia Kasia, Smutniak. sì, sì. Per me è molto bello, innanzitutto perché è un tema attuale e molto importante, di cui secondo me è bello poter aggiungere la Esatto, propria ricordiamo voce, che tra diciamo, l'altro lei va sul confine polacco nel tra momento in cui Polonia e scoppia, Bielorussia, sì. esatto, scoppia la guerra in Ucraina e nel momento in cui la Polonia sta costruendo però il Un muro muro, sì, un muro di 186 km, per alto 5 metri e fermare... mezzo, per Esatto, fermare le migrazioni della rotta balcanica, esatto. nonostante, come sappiamo, ha accolto e continua ad accogliere I i profughi profughi ucraini, esatto. ucraini, Infatti c'è esatto. questa, no, questo Sì, razzismo. questo strano Esatto, scelta di chi sì e chi esatto. no. E il timbro sonoro Ehm, lì come avete ma allora, ragionato? innanzitutto abbiamo condiviso reference, brani di gruppi, di Mm. artisti che ci piacciono. Più che altro io ho ricevuto una playlist lunghissima da Kasha, Ah, tipo ma dai. 50 brani, di cose molto diverse, da cose rock, post-rock, a cose più Cioè dai avanguardia e Fugazi classica. a... Sì, no, i Fugazzi non Non c'erano, c'erano però Fugazi, no. The Smile era pieno di The Smile, che Ah, poi ok. avevano anche montato, e c'era un po' di jazz norvegese, molto figo, che poi un brano è rimasto anche nel film, Ah, e alcune musiche popolari, perché sul finale c'è un brano, tra l'altro, secondo me molto importante, parentesi, scritto e suonato da un italiano, un ucraino ah, e una violinista bielorussa. Quindi c'è questo mix che proprio c'è è sonoro anche il anche. senso del film, e quindi è questa cosa interessante. Mentre io ho lavorato, diciamo, partendo da un'idea di chitarre elettriche, quindi Ah, ci sono quindi molte chitarre ok. elettriche, diciamo in uno stile, tra virgolette, post-rock, quindi con arpeggi incastrati, basso elettrico, qualche batteria, e poi ci sono gli archi, c'è un quartetto d'archi, usato sia in maniera un po', diciamo, timbricamente Mm. particolare, quindi con dei droni lunghi, sporchi di violoncello, e sia anche in forme più di arpeggi più classici, con un violino che fa delle cose al limite dell'eseguibile. Difatti la violinista Valentina Del Re, che è stata bravissima, mi ha detto parecchie parolacce, giustamente, credo. Non me le ha dette veramente, però credo Senti di sì. Lorenzo, noi siamo stati poi folgorati dalla tua colonna sonora per Tutto chiede salvezza, serie di Grazie. Francesco Bruni, una delle colonne sonore veramente più belle che abbiamo sentito negli Dai, ultimi anni. grazie. E adesso ci sarà la seconda, Sì, sì, che è già stata chiusa, cioè a livello stanno finendo di di girare, girare, stanno finendo di girare, e e poi arrivi tu. io ho cominciato a ricevere i primi premontati, ho visto qualche scena e ho cominciato a ragionarci. Francesco è sempre sul pezzo, Francesco Bruni, Sì. perché anche se Quello è sta molto attento alle girando, musiche poi, sì, sì, anche se sta girando già mi dice, ah, per quella scena avevo pensato così, avevo pensato così, quindi bisogna, insomma, mettersi sotto Ma lì in e quel fare. caso di Tutto chiede salvezza com'è nata quel tipo di colonna sonora? Che è anche un po' anomala rispetto alle cose Ma italiane, diciamo, che vediamo, Ma no? allora, innanzitutto il protagonista è un ragazzo relativamente giovane, di poco più che ventenne, e quindi la prima idea era quella di stare comunque in un suono abbastanza Ok. attuale, e quindi con un'elettronica, insomma, che banalmente si può ascoltare anche lui. Poi diciamo che anche lo scambio con Francesco è nato da una prima, Ma da un come vi primo siete seme, conosciuti voi? esatto, da un Eh? primo seme di Piuma, diciamo, in Ah, cui Francesco aveva sentito la colonna sonora di Piuma, e scambiando qualche chiacchiera con Ron Johnson, no, gli aveva detto guarda, certo. prova a chiamare Lorenzo, e quindi ci siamo sentiti, ho fatto dei provini, ancora appunto durante l'estate, che dovevano ancora cominciare a girare, quindi era stato carino quella cosa lì, e ho condivisi con Francesco, e tra l'altro stavo mixando Dampir a Berlino con Francesco Donatello, e Francesco mi ha chiamato, era la prima volta che ci sentivamo,
Quindi il mese dopo ho fatto questi provini che per fortuna a Francesco sono piaciuti anche a Netflix, che sappiamo essere abbastanza Sulla esigente. musica, Sì. esatto, sono molto esigenti. Sì. E poi per fortuna la produzione è andata abbastanza bene, non ho ricevuto 1000 note, Esatto, 1000 che poi il cose. problema Sì. è quello. No, è andata Quali bene. sono i tuoi riferimenti, Lorenzo? C'hai un... Allora, dicevi cioè, tipo il giustamente... compositore che oggi tu ascolti o comunque... allora, sono tantissimi, immagino. sono tantissimi, però chiaramente... Cioè quello che ti ha fatto innamorare, allora te la giro così. Innamorare. Allora, delle di colonne recente sonore. innamorare Johan Johansson per me è Povero proprio... Johan Johansson, che era un genio, era sì, un genio. e difatti la mancanza è grave, Sì, secondo me, perché perché poi è si stava veramente... spingendo sì, su cose... anche perché non lavorava in maniera così più di ricerca solo sul cinema indipendente, no, lui ma anche faceva- sul cinema più mainstream. Esatto, aveva Difatti, per portato- esempio, il fatto che non abbia finito Dune per me è una cosa Sì. molto... Sì, però poi lui c'era sempre un una punto di grossa vista. Non so se hai perdita. visto Wildlife, il film d'esordio di Paul Dano, Non mi ricordo, non credo. che quello con Jake Gyllenhaal e Carey Mulligan, Ok. non è uscito in Italia praticamente, Ok, è uscito solo in ok. streaming e ha usato un pezzo di John Jones in una maniera pazzesca, ok. un Sì, po' sì. dissonante anche. Sì, sì. Sì, sì, Quindi che lui poi- è l'ultimo di quelli che ti ha fatto... Sì, beh, comunque anche la strada che comunque parallela che ha fatto anche il Good Una Doctor, secondo me anche lei che riesce a portare qualcosa di nuovo esatto, a Hollywood, con esatto, Joker. a Hollywood, cioè secondo me è fighissimo. È quella la grande sfida. È Sì. cambiato qualcosa secondo te? E negli poi ultimi- scusa Johnny sì. Greenwood che per Beh, me è Johnny sempre Greenwood con Paul grandissimo. Thomas Anderson ha fatto Esatto, anche lui un altro, esatto. un altro percorso. È cambiato Sì. qualcosa secondo te nella percezione delle colonne sonore o no? Dici nel mondo o in Italia? Sì, perché sono due cose molto Sì, diverse. secondo esatto. me No, sì. in Italia il mercato è talmente piccolo, direi nel mondo. Allora, nel mondo a me sembra di sì, anche per esempio il lavoro di Colin Stetson che sta facendo. Colin per me Stetson sta facendo con Ari pazzesco. Aster, sì, poi Sì. tra l'altro anche lui Sì, viene dal sì. mondo jazz, insomma viene da cose anche Sì, da sax tanto estremo, diverse, sì. quindi quello secondo me sì, ci sono delle nuove direzioni che a me interessano molto, anche Bryce Dessner banalmente, quindi il minimalismo. Bryce Dessner che è stato qui all'Hot Corner 2 anni Ah, sì? fa, sì, Bellissimo. quando venne a presentare il film, quello con Joaquin Phoenix. Sì, certo. Le direzioni che stanno prendendo a me piacciono molto e spero che prima o poi ci sia un avvicinarsi della direzione che sta prendendo il mondo delle colonne sonore anche in Italia. Che è un mondo Secondo me parallelo ancora quello. sì, è un mondo parallelo, anche un po' distaccato. La cosa buona di questi ultimi anni è che c'è un po' più libertà anche di lavorare fuori. Sì. Quindi, per esempio, Giorgio Giorgio Giampà, Giampà, Camilla certo. Uboldi, che Camilla sta Uboldi, facendo sì, che ha delle cose. vinto il Esatto. corrispettivo del David L'Ariel, messicano. sì. Esatto, e anche l'idea di cominciare a lavorare fuori, secondo me, può portare anche in Italia qualcosa di nuovo, quindi io almeno ci spero. Assolutamente. Senti, prossimamente ti vedremo anche però in un altro film. Sì, che secondo ci me sarà- è un giustissimo link perché lì la colonna mescola. sonora è veramente fuori di testa, che si chiama Body Odyssey. che è la regista italiana, ma la Esatto. produzione è... È italiano, Ah, è un italiano? coprodotto Ah, Italia-Svizzera, coprodotto Italia-Svizzera, perché comunque hanno girato in inglese, hanno girato principalmente in Svizzera con qualche settimana qui a Roma, e la regista si chiama Grazia Tricarico, il film si chiama Body Odyssey, e è un film, secondo me, che spinge abbastanza la narrazione rispetto E anche a come a colonna tutto- sonora. e anche come colonna sonora, perché abbiamo cominciato a lavorare assieme, credo 5 anni fa, ho fatto i primi provini 5 anni fa e quell'impronta è rimasta, nel senso che il primo provino che ho fatto in realtà è molto simile nel film, Ah. quindi diciamo tutto il lavoro preliminare che abbiamo fatto è stato molto utile ed è stato anche molto importante perché lei aveva un'idea molto precisa già dall'inizio e col fatto che ovviamente i tempi si sono allungati per un film particolare Certo. nella ricerca dei fondi, nel definire le date di riprese e quindi abbiamo avuto il tempo, anche pandemia ovviamente,
Abbiamo avuto tempo di definire un sacco di cose, tra cui musica, un grande lavoro di sound design di Eric Guerrino Nardin, che ha fatto un lavoro di sound design molto molto figo, e anche su tutto quello che è stato il visual, le scelte proprio estetiche che sono secondo me molto forti. E nelle musiche ho utilizzato, c'è il trailer, è già fuori, perché appunto verrà presentato al Festival di Tallinn, che è a novembre. Sì, a novembre, mi sembra il 15 novembre. Abbiamo lavorato con degli strumenti particolari. Io ho proposto a Grazia di utilizzare il Daxophone, che è uno strumento che non so se è presente, diciamo di nuova liuteria, un pezzo di legno da cui fuoriesce una lamella, una lama sempre di legno, che si può suonare in vari modi, e dall'altra parte della mano hai una specie di pezzo di manico di chitarra, quindi graduato, con cui intoni le note, e dall'altra parte lo suoni con un archetto o banalmente con delle dita, se vuoi. Sì, un po' la Warren Ellis, gli piacerebbero queste cose. Può essere, sì. Beh, speriamo che gli piaccia. Quindi è stato un lavoro matto, però molto stimolante, veramente. Per chiudere, Lorenzo Tomio. Facciamo anche il vinile di Body Odds. Ah sì? Quello lo voglio. Notizione, però, vai. Sei Hotcorn, siamo maniaci queste cose. Dai. Per chiudere, domani mattina ti chiama un regista o una regista e dice: Lorenzo Tomio, devi lavorare con me. Chi vorresti che fosse? Porco Giuda, questa è difficilissima. Così proprio No, guarda, veramente faccio molta fatica. Molta fatica. Chiunque può essere. Vabbè, allora spara. Paul Thomas Anderson. Ah, vedi? Sì. E Johnny Greenwood? No, Johnny Greenwood c'ha già un sacco di roba da fare. No, ti dice Lorenzo Tomio with Johnny Greenwood. Beh, ci puoi stare. Molto, non so come potrebbe essere lavorare con Johnny Greenwood, però potrebbe essere una figata, sì. Esatto. Oppure una grandissima. Comunque è una cosa curiosa. Lorenzo Tomio Hotcorn, grazie Lorenzo. Ciao. Grazie.